Buonasera a tutti. Allora, mi fa piacere questo entusiasmo, anche perché avete davanti a voi un personaggio che è importante, importantissimo, che nasce in Sardegna, viene dalla Sardegna, oggi lavora fuori dalla Sardegna, ma è un'eccellenza che porta alto il nome dell'isola in Italia e nel mondo, perché come sapete il nome della Ferrari è uno di quei nomi che, associato al nome dell'Italia, fa grande il Made in Italy. Flavio Manzoni è senior vicepresidente, capo del design Ferrari. Che entusiasmo! Allora, lui è nato a Nuoro, è cresciuto... Questo ci fa piacere perché siamo in due barbaricini qua, siamo in due. E lui oggi è venuto a raccontarci il suo percorso, no? Adesso però vi chiedo di ascoltarlo, perché lui ci racconterà come da Nuoro ha iniziato con i primi disegni, il primo interesse per il design, come ha iniziato a interessarsi a un sogno e come poi questo sogno è diventato pian piano realtà e oggi fa sognare tante altre persone, che sono poi le persone che acquistano oppure sognano di acquistare una Ferrari. Allora, aggiungo solo due cose per presentarlo, ma poi lui ce le racconterà lungo il percorso. Però vi chiedo un po' più di silenzio, perché sennò non riusciamo poi a seguirlo. È andato a studiare a Firenze quando aveva 18 anni e da lì poi la sua carriera è iniziata come primo incarico nel centro design, nel centro stile della Lancia, per poi passare attraverso tante case automobilistiche mondiali fino ad arrivare alla Ferrari, dove poi ha anche lì, come dire, scalato tutti i gradini, e adesso ci racconterà, partendo, come si può partire da Nuoro per arrivare dove è arrivato lui. Sì. Non si sente? Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti. Ho fatto girare un po' la voce a Nuoro, si vede il risultato, no? Sì, direi di sì. Allora, io... Ma Nuoro risponde sempre poi. Allora, ragazzi, buongiorno a tutti e grazie infinite per questa bellissima accoglienza. Allora, provo a cogliere l'opportunità oggi di incontrarvi per trasmettervi un po' un contributo, cioè se la mia esperienza, il modo in cui mi sono formato può esservi di aiuto, io ne sono più che felice. Ho portato un po' di immagini, seguendo un po' la scaletta che Giuseppe gentilmente ha preparato, e la prima cosa che volevo farvi vedere è che cosa sognavo io da bambino. Io da bambino facevo queste cose. A 14 anni, questo è un disegno di quando avevo, sì, del 79, sognavo di fare questo mestiere, di fare il car designer, senza sapere ovviamente quale poteva essere il percorso per arrivare a questo tipo di professione, ma io ogni giorno, un po' anche con i miei fratelli, mio fratello Maurizio per esempio, che è anche lui designer a Firenze,
ogni giorno ci mentavamo in uno studio diverso, in un'automobile di diverso tipo. Ciononostante io ho sempre coltivato la passione per il disegno, che mi è stata trasmessa da mio padre, quindi ho avuto la fortuna di avere in casa un maestro, una guida che mi ha permesso di conoscere, di imparare un linguaggio che non è quello della lingua, ma è quello dell'espressione attraverso il disegno. Questo è un disegno di quando avevo 12 anni, ma le mie passioni allora erano tante. Io non sapevo che cosa sarei diventato un giorno, ma ho sempre cercato di sperimentare, lavorando tanto, lavorando sodo, forse a volte anche essendo un po' secchione, non lo so se sei stato secchione, però diciamo desiderando... Di sicuro hai trovato degli stimoli anche in famiglia, come dicevi tu, e poi nell'ambiente in cui sei cresciuto, con gli amici, tuo fratello. Beh, diciamo che Nuoro sicuramente è stato un luogo importantissimo per me, perché io i miei primi 18 anni li ho vissuti a Nuoro, quindi è inevitabile che l'ambiente, la gente, gli amici, la terra, insomma, in cui ti formi diventano elementi fondanti della tua identità, della tua personalità. Senti, ma il disegnare cavalli era perché era segnato nel destino che poi arrivassi al cavallino rampante, allora? Ho unito le due cose. No, disegnare cavalli, io in realtà ho portato degli esempi, ma disegnavo di tutto, perché quello che pensavo che fosse importante era il disegno dal vero. Poi quello che ho scoperto è che tutti i grandi maestri dell'arte mondiale si sono formati così, andando nei musei, al Prado, agli Uffizi, al Louvre, eccetera, a copiare i capolavori dei maestri che li avevano preceduti. Questa è una cosa che io ho sempre coltivato, una forma, come dire, di preparazione da autodidatti, perché a Nuoro non era così facile poter cogliere. Adesso vi farò vedere anche qualche disegno automobilistico. Io all'epoca, ecco, a 18 anni per esempio facevo queste cose qua. Ecco, questo è uno studio di Bernini, è la bellissima Estasi di Santa Teresa di Bernini. Per me era importante provare non solo sperimentare un mio linguaggio, ma anche studiare il drappeggio, il volto, tutto quello che questi grandi maestri hanno saputo creare, hanno saputo esplorare con la loro esperienza. Io poi ritratti, ne ho fatto tantissimi da ragazzo, nature morte, sempre alla ricerca un po' di un linguaggio, ma che molto spesso non vuol dire andare per forza a fare il capolavoro, ma vuol dire andare a fare degli studi. Questa è una natura morta che serviva un po' a studiare un metodo di rappresentazione, e quindi è anche una forma di disciplina, quello del fare, perché dal fare poi le cose nascono, no? Nascono sperimentando. Poi poco a poco io ho cominciato Poi poco a poco sono arrivate le macchine. Le macchine sono state un percorso parallelo, per cui che io ho sempre coltivato senza sapere esattamente cosa avrei fatto da grande. Io facevo queste cose, questo è un disegno apparentemente realistico, è un'immagine realistica, in realtà se guardiamo bene è un disegno fatto a matita, sono delle matite colorate su Canson. E altri esempi, sempre l'ingrandimento per far vedere come il tratteggio c'è, cioè sono poi disegni che hanno un effetto realistico, ma in realtà sono fatti in modo molto rapido. Qui è cominciato ad affacciarmi invece al mondo professionale, perché nel 84 è stata fondata una rivista che si chiama Auto, che è tuttora una rivista di successo, e grazie a quell'articolo che avete visto all'inizio la casa editrice mi ha convocato in redazione per cominciare a fare le cosiddette rivelazioni, le anticipazioni. Io ricevevo delle immagini di prototipi e dovevo cercare di immaginare come sarebbe stata la macchina poi una volta in veste definitiva. Questi sono tutti esempi di tecniche che io provavo a sperimentare, magari andando a osservare gli studi, i disegni dei grandi maestri, soprattutto americani dell'epoca, General Motors, eccetera, ma
sperimentare vuol dire anche sbagliare, perché vuol dire andare magari ad utilizzare un metodo che non è quello che è stato poi messo a punto negli anni dai maestri che hanno preceduto, ma però è sempre questo per esempio è un disegno d'aerografo. Oggi, perché lo faccio vedere? Perché oggi si fa presto a fare una roba del genere con Photoshop, no? Allora Photoshop non esisteva, il computer non esisteva, quindi io cercavo di ingegnarmi, poi attraverso anche alcune persone, alcuni artisti che io ho conosciuto a Nuoro, che erano già molto bravi nell'aerografia, e cercavo di ingegnarmi nel trovare delle modalità di rappresentazione realistica e iperrealistica. Quindi si partiva da un'idea, ecco, come qua, da un sogno che poi diventa qualcosa. Esatto, ma si parte sempre dal sogno. Io dopo ne parlerò bene di questo. Cioè, la dimensione del sogno è quella che ci spinge a fare le cose più alte. Se noi rimaniamo fermi a quello che conosciamo, non sperimentiamo. Se invece c'è un sogno, un ideale, un desiderio di dar vita a un qualcosa che non esiste, questa diventa uno sprone, diventa una forma di energia fortissima, è la benzina che ti spinge a fare. Questa per esempio, questa qui è la mia tesi di laurea, la faccio vedere perché io avevo lasciato nel mio corso di studi in architettura a Firenze, perché all'epoca in Sardegna non c'era architettura, avevo lasciato come ultimo esame l'esame di disegno industriale, perché volevo fare una sorta di specializzazione in car design. Questo è un progetto, questo è il primo modello di automobile che io ho fatto, e questo l'ho fatto a Nuoro. Quindi pochi sanno che la prima vettura che io ho studiato l'ho sviluppata a Nuoro, in una falegnameria che mi ha ospitato per un po' di mesi per realizzare questo modello che tra l'altro è lungo 2 metri. E che adesso sarà conservato come un cimelio dal falegname a Nuoro, no? No, è nel garage mezzo smontato, però è sopravvissuto. Sì, ecco. Questo però fa vedere, Flavio, molto bene come appunto da un'idea, da un'utopia, poi si concretizzi qualcosa, si mette insieme qualcosa che poi diventa un essere complesso come una macchina, un sistema complesso come una macchina. Esatto, adesso io ho preparato alcune immagini che fanno capire un po' qual è la filosofia, qual è il percorso per arrivare a generare delle idee nuove che siano ovviamente originali e molto innovative. Questa è un'immagine per me molto significativa. Quando io ero ragazzino a Nuoro amavo leggere alcuni libri, nessuno ricorderà i 15, nei 15 c'era un mondo, perché era una collana dove tu potevi andare a scoprire il mondo della tecnologia, della scienza, della fisica, dell'arte e così via. Queste erano delle utopie, delle visioni di alcuni disegnatori come Sid Mead per esempio, che davano forma a quello che poteva essere l'automobile del 2000. Per cui io negli anni 60, quando ero ragazzino, immaginavo che nel 2000 l'automobile sarebbe stato un oggetto volante. Ed è su questa scia che io ho sognato di fare questo mestiere e di, come dire, e contavo gli anni, perché dicevo, ma nel 2000 cosa sarò? Cosa potrò fare allora? Come sarà il mondo, no? E questi sono alcuni lavori. Questo era uno dei primi progetti in Lancia, un interno che ha più una ispirazione domestica che quasi da living room che automobilistica. C'erano ben 6 brevetti in questo interno, adesso non voglio dilungarmi. La sorpresa è stata che nel 93, quando ho avuto l'opportunità di iniziare un percorso all'interno dell'industria automobilistica, questo era lo scenario che si stava presentando. Cioè, parliamo di oltre 20 anni di una tendenza che è una tendenza nostalgica che ha portato tutte le case automobilistiche e non a ripetere, ad attualizzare capolavori del passato. Questa è una cosa che a me ovviamente è dispiaciuta, perché non ho ritrovato quello scenario che mi aspettavo di trovare nel momento in cui avrei iniziato la mia carriera.
E invece abbiamo cominciato a fare i conti con questa mancanza, come dire, di fiducia verso il progetto del futuro, verso come dire, le promesse del progresso. Si voleva camminare in un terreno già conosciuto, non si voleva andare oltre. Allora, per me questa manifestazione è ovviamente nasconde anche una mancanza di coraggio, no? Perché è molto più facile rielaborare un concetto già sviluppato in passato e di successo e ad attualizzarlo piuttosto che creare un'icona nuova. Ovviamente un'icona nuova è un lavoro difficile perché richiede tantissime cose, richiede determinazione, visione e capacità di tradurre un sogno in un qualcosa di reale, quindi risolvendo tutta una serie di problematiche che in altri casi sono già stati risolti. Qui facevo un confronto tra quello che è accaduto nell'architettura, questa è l'architettura postmoderna, dove è vero che sono stati citati elementi del passato, però qui c'era sempre una forma di ironia, no? E comunque un atteggiamento molto colto da parte di architetti come Bob Venturi o Philip Johnson, per esempio, cosa che invece nel campo del prodotto non si riscontra. Piuttosto si riscontra questo l'ho citato, questa l'ho messa perché io ho lavorato su questo progetto, ero direttore del centro stile Fiat allora, e anche lui è un oggetto retro che effettivamente ha dato una grossissima mano alla Fiat a ritrovare una sua identità. Quindi a volte queste operazioni retro servono anche per rinvigorire l'immagine di un marchio, no? Però generalmente sono piuttosto contrario. Scusami, ti interrompo un attimo Flavio, no, solo per ricordare anche davanti a queste immagini che vedono diverse macchine di diverse case automobilistiche, che tu hai lavorato per Seat, per Lancia, per Seat, per Volkswagen, e hai realizzato tanti modelli, per esempio per la Volkswagen dalla Golf, se non sbaglio, sì, alla Scirocco, alla Up, la 500 l'abbiamo vista, sì, e per la Seat altri modelli diversi, che io ora non ricordo, sì, perché la Seat mi piace un po' meno, quindi me la dimentico facilmente. Però io non rinnego nulla, no, ogni esperienza, certo, per me è stata importante, soprattutto quando si è trattato di andare fuori, conoscere il mondo, conoscere altri modi di concepire le cose, no? Scusami, ti ho interrotto nella tua... No, dicevo, questo purtroppo è la conseguenza di questo fenomeno, che poi si vedono in giro delle cose che col design hanno ben poco a che fare, no? Perché questi sono oggetti manieristici, barocchi, dove il cattivo gusto generalmente impera e dove se andate a osservare ci sono tantissime vetture che hanno degli elementi che sono fake, che sono falsi, che simulano delle prese d'aria, degli sfoghi che non esistono. E questo per me non è design. Quello che invece per me è design, quello che lo è sempre stato, ecco, questi meritano veramente un applauso, perché sono... Ma ci tengo a ricordarli perché questi maestri hanno creato un'identità del nostro modo di vedere le cose che è tipicamente italiano, ma che non era uno stile, nel senso non c'era un'etichettatura stilistica in queste operazioni, sono tutte operazioni estremamente libere, dove però si fondono tecnologia, innovazione tecnologica, funzionalità e arte. E sono dei veri e propri capolavori da considerare tuttora degli archetipi moderni. Questi maestri, Castiglioni, Zanuso, Munari, Enzo Mari e tanti altri, ci hanno insegnato a far diventare un oggetto d'arte in qualcosa che nasce per una funzione. Per cui per me loro sono fonte di ispirazione. Allora, questo è adesso un fuori programma, no? Per parlare di visione, no? Quindi ritorno un po' al concetto iniziale, cioè all'utopia. All'utopia. Per me un progetto nasce così. Prima bisogna cercare di immaginare qualcosa che va oltre, fare una sorta di astrazione per poi poco a poco addomesticare l'idea e farla diventare reale. E questa evidentemente non è un'automobile, ma sotto le linee di questo oggetto volante non identificato si nascondono
si nascondono nelle linee della Ferrari, cioè la Ferrari è la supercar della Ferrari, quella che ogni 10 anni l'azienda crea e che rappresenta l'apice, il non plus ultra, sia a livello tecnico ma anche a livello ovviamente formale. Ecco, qua in questo passaggio, Flavio, ci puoi anche spiegare magari qual è la differenza appunto tra le altre case automobilistiche e la Ferrari? Perché c'è qualche differenza. Cioè lavorare per una casa automobilistica che fa magari utilitarie e una casa automobilistica come la Ferrari che invece è un sogno, produce sogni. Beh, intanto una Ferrari è sempre come dire, adesso parto da questo concetto, da questo disegno qua, è sempre il risultato di come dire, di un metodo di lavoro che è olistico, potremmo definirlo olistico, perché richiede di mettere insieme una serie di competenze. Tutte queste competenze sono portate diciamo, a superare ogni aspettativa su diversi fronti, su quello della performance, quello telaistico, quello motoristico e così via, e molto spesso questi obiettivi possono essere difficili da far quadrare, da coniugare, no? Quindi si tratta di un risultato che deve coniugare tutta una serie di aspetti e in particolar modo scienza e arte. Questo è un esempio di un'automobile che nasce dalla pista, quindi si ispira alla Formula 1, per poi diventare un oggetto che ovviamente è tutto carenato, ma che comunque deve comunicare leggerezza anche per il fatto che è attraversato dall'aria in tutte le sue parti. Quindi l'aerodinamica la fa da padrone e bisogna cercare di capire qual è il comportamento aerodinamico che la macchina deve avere, quindi come si comportano i flussi e di conseguenza poi immaginare le interpretazioni stilistiche che possono derivare. Quest'altra immagine è interessante perché fa capire invece quanto è densa di componenti una macchina come questa, quindi spesso è molto difficile conciliare questi due aspetti, cioè una forza che tende a scavare l'oggetto e un'altra che invece tende a farlo lievitare, no? Però tornando alla tua domanda, l'approccio di Ferrari è molto diverso. Tanti costruttori lavorano su piattaforme spesso comuni o modulari su cui poi lavorano sulla pelle, sul rivestimento. La forma di una Ferrari invece è un qualcosa di organico. È unica anche per quel tipo di modello. Assolutamente, perché una Ferrari parte sempre da degli obiettivi. Per poter raggiungere quegli obiettivi che sono sempre il non plus ultra, bisogna studiare delle soluzioni che le permettano di raggiungerli e che sono molto sfidanti e molto spesso molto difficili da integrare in un linguaggio coerente. Quindi è una sfida, una vera sfida. C'è una bellissima definizione del nostro presidente Sergio Marchionne che dice che la Ferrari definisce i limiti del possibile ed è veramente così. Sì. Però c'è sempre un oltre che in Ferrari si può raggiungere. Beh, l'oltre è sempre, come diceva Enzo Ferrari, qual è la più bella macchina, la miglior Ferrari che ha fatto? È quella che verrà. Sì. Cioè, nel momento in cui sta uscendo una nuova vettura, stiamo già pensando alle future. Certo. Ovviamente c'è un tempo di incubazione piuttosto lungo, si parla di 2 anni e mezzo, 3, nel quale... E da che cosa nasce una nuova macchina? Nasce da una programmazione determinata oppure anche dalle intuizioni quotidiane, Flavio? C'hai un tempismo perfetto. Hai visto? Allora, no, c'è una cosa interessante, perché le modalità con cui noi sviluppiamo le idee sono di un certo tipo. Noi puntiamo sempre ad un effetto ad una conoscenza multidisciplinare, mai troppo specialistica, però c'è tantissimo rumore, è difficile parlare. Difficilissimo parlare.
mai la conoscenza troppo specialistica a volte può fregare, perché si rischia di entrare in un circolo vizioso e ripetersi. Per cui in un progetto come questo io e il mio team siamo stati per esempio molto ispirati da forme, da artisti come Anish Kapoor, che ha creato delle sculture, delle installazioni che sono incredibili anche da un punto di vista della percezione dello spazio, e che sono forme che si ispirano alla cosiddetta geometria a 4 dimensioni, quella che è stata sviluppata da Riemann nell'Ottocento, ma che è servita ad Einstein, tanto per darvi un'idea, a visualizzare il modello della gravitazione, il modello spazio-temporale dell'universo. Sì. Questo è, in pratica, in sostanza, qual era l'idea? Era quella di cercare di creare delle forme che evolvono continuamente, che non hanno delle sezioni costanti, dove l'interno e l'esterno si uniscono, sono un tutt'uno. Questa è la Ferrari vista frontalmente. Ecco, per esempio, la faccia di una macchina è importantissima, perché non solo deve risolvere una serie di aspetti tecnici, ma deve comunicare l'identità dell'oggetto. È proprio la faccia del prodotto che quindi deve essere, come dire, deve essere accattivante, deve catturare, deve attirare l'attenzione. Esatto. Qui c'è un'immagine interessante, perché prima abbiamo parlato di storia, del rapporto con la tradizione. Questo è un disegno che fa vedere come ci ispiriamo alla tradizione, al passato, ma non in maniera evidente, cioè sempre in modo, come dire, subliminale. Per me questo vuol dire ispirarsi a livello concettuale, ma mai ripetere le forme in maniera pedissequa. Mm-hmm. Ecco, questi sono alcuni momenti del lavoro che si fa in Ferrari. E il lavoro in team deve essere poi un lavoro che viene, come dire, che si integra perfettamente, perché ogni particolare deve essere curato al massimo. È un lavoro, sì, dove c'è una cura maniacale, perché aspetti che magari pochi conoscono, però per esempio l'ergonomia di una macchina a così alte prestazioni è fondamentale, perché vuol dire avere un'interfaccia estremamente intuitivo, quindi tu devi trovare con le mani tutto quello che ti serve al momento giusto. Quindi è fondamentale lo scambio non solo con tutti gli ingegneri, con gli ergonomi, con tutti, ma anche con i piloti. Poi è fondamentale invece l'altro aspetto, cioè quello dell'utilizzo del computer, quindi della realtà virtuale. La modellazione 3D è un qualcosa che noi facciamo ogni giorno, ogni momento, con tra l'altro un metodo che ormai è all'avanguardia, perché siamo velocissimi, riusciamo a definire un nuovo frontale di un'automobile in un paio di giorni, anche con tanto di dettagli, per poi procedere a quella che è la fresatura del modello, quindi un modello che poi viene fresato dalle macchine e quindi quello che era prima nel computer si trasferisce nella realtà. Questo processo ovviamente non finisce qua, perché a volte il computer non è sufficiente per dare quella tensione, quella sensualità alle superfici che serve in una Ferrari, e quindi interveniamo a mano con dei maestri, degli autentici scultori, che poi mettono quel tocco artistico, quella manualità che è necessaria. Qui c'è un breve video, non so se farlo vedere. Questa è la Ferrari aperta, presentata quest'anno, no, l'anno scorso.
Credo che abbiate riconosciuto Vettel alla guida della Ferrari. Speriamo che l'anno prossimo sia più fortunato, insomma, nel campionato del mondo. Ma perché, Flavio, oggi il brand Ferrari è così forte nel mondo? Cioè, cos'è che riesce a trasmettere e che poi attira l'attenzione a livello globale? Ma è la costante ricerca dell'eccellenza, come dicevo prima, in ogni campo. Questa è stata la prima Ferrari anche elettrica, perché ha una power unit che deriva dalla Formula 1, c'è il KERS, c'è quindi anche un motore elettrico e ci sono delle prestazioni che sono sensazionali. E proprio questo aspetto, cioè il fatto che ogni volta che viene fuori una nuova Ferrari, quella diciamo precedente appare immediatamente superata in modo sorprendente, cioè tanto da generare stupore, è quello che la rende unica, cioè la costante ricerca dell'eccellenza. E qual è il modello che hai disegnato fino ad ora a cui sei particolarmente affezionato e quale vorresti ancora disegnare? Così ti carpiamo qualche segreto. Ogni modello ha una storia a sé ed è parte del bagaglio mio e del mio team. Un team che ormai da 8 anni opera all'interno della Ferrari, è un centro stile che fino al 2010 non esisteva, che è andato formandosi in questi anni. Io ho avuto questa opportunità, questo onore e anche questo onere di creare un team. I modelli sono, in realtà, qui io adesso avrei una carrellata di modelli, ve li faccio vedere molto velocemente. Questo per esempio è un progetto importantissimo, sì, mi siedo qua, la 488 è la cosiddetta berlinetta, cioè un prodotto centrale nella gamma di Ferrari, direi baricentrico, perché rappresenta la 2 posti secchi a motore posteriore centrale, in questo caso è una vettura turbocompressa, no? Quindi da qui nascono anche queste 2 prese d'aria così scultoree. Tra l'altro, un po' lenta, 3 secondi. Come? 0-100 km in 3 secondi. Sì, adesso le prestazioni le abbiamo messe qua. Parliamo di una vettura da 670 cavalli, quindi bellissima da guidare, anche perché non c'è soltanto la prestazione, c'è anche proprio il fun to drive, cioè il piacere di guida, il divertimento, no? Sì. Questi sono dei disegni bellissimi di alcuni dei ragazzi del centro stile che fanno capire quanto è artistico il lavoro che facciamo. Si parte sempre dal disegno, dalla manualità. Il computer, molti mi chiedono: ma fate tutto col computer? Il computer è uno strumento, è soltanto un mezzo per arrivare al risultato, che oggi effettivamente ci aiuta rispetto ad una volta, perché attraverso il computer noi vediamo tutto, vediamo in trasparenza ogni cosa e quindi ci rendiamo conto se le forme che stiamo sviluppando sono compatibili con la tecnica dell'oggetto. Questa, accenno un attimo questa qua, invece la J50 è una vettura derivata da quella che abbiamo appena vista, è una vettura totalmente diversa, fatta in sole 10 unità, praticamente a mano. Sono dei prototipi che vengono fatti per pochi fortunati collezionisti. Questa è stata dedicata al 50° anniversario di Ferrari Giappone, quindi 10 collezionisti giapponesi. Ha un prezzo quasi da utilitaria. È un prezzo che è circa 10 volte quello della vettura di base, proprio perché è stata, adesso il prezzo non lo dico, ma sono alcuni milioni. E questa invece si vede che è una vettura con uno spirito completamente diverso, magari meno plastico, più architettonico, più ispirato anche all'aeronautica, come dicevamo prima. È proprio un'intuizione che è nata magari in un momento di lavoro del team e che poi è stata messa su in questo modo? Allora, ecco, questa è una cosa interessante, no? Come nascono le idee. Forse questa è una delle cose più affascinanti perché molto spesso le idee nascono in un determinato contesto, no? Noi utilizziamo un metodo al centro stile Ferrari che è quasi quello degli improvvisatori, di un team, di un gruppo di musicisti jazz che lavorano insieme,
che hanno magari delle idee, un canovaccio su cui lavorare, ma ognuno porta il suo apporto, la sua idea. E molto spesso queste idee arrivano in base a determinate circostanze, cioè è interessante come certi spunti vengano dal momento e dal luogo in cui si sta sviluppando un'idea. Io qua ho portato un esempio, mi piace ogni tanto citarlo, questo qua, non so chi conosce Keith Jarrett, il più grande pianista vivente, che è un grandissimo improvvisatore, famoso per le sue improvvisazioni, per le composizioni che lui fa davanti ad una platea. Lui si siede al piano e quello che compone in quel momento è unico, nasce perché c'è un certo tipo di empatia col pubblico, no? La cosa curiosa di questo concerto qua, che è stato fatto nel 75, se voi lo ascoltate, tra l'altro è il disco per pianoforte solo più venduto al mondo, questo qua, il pubblico ride all'inizio del concerto. Io mi sono sempre domandato perché, e in pratica prima dell'inizio del concerto c'era una voce che fuori campo che dava dei messaggi: il pianista sta per arrivare, mi raccomando silenzio, e questi messaggi erano sempre preceduti da un jingle. Questo jingle faceva ta 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 ta. La cosa curiosa è che il concerto parte esattamente da questo tema, da questo frammento musicale che lui poi sviluppa per un'ora circa, in più con una ricerca creativa che è impressionante, una capacità poi di derivare da questo tema tante idee, che effettivamente somiglia un po' a tante cose che facciamo. Faccio un esempio: questa fuga che vedete qua, che divide la macchina in due, la fa apparire quasi composta da due gusci, in realtà era nata dalla volontà di creare una sorta di linea di servizi, no? Che raccogliesse una serie di funzioni, quindi togliendole dalla carrozzeria e nascondendole in questo gap. Sono cose che a volte è un po' difficile spiegare come nascono un po' dai cosiddetti brainstorming, cioè dalle discussioni che facciamo tra di noi, e dove si capisce che se c'è un'idea forte viene subito messa in evidenza, perché crea subito un'emozione, crea un entusiasmo che si propaga. E questo quindi il segnale che quell'idea funziona, è l'emozione che crea? Sì, l'emozione che crea, ma adesso io ho parlato anche del team, questa è l'importanza di un team. Spesso dico, il team del Centro Stile è un team che io ho avuto la fortuna di formare sempre pensando al fatto di creare una sorta di scuola di pensiero, perché se io mi attorniassi solamente di esecutori non farei nulla. Invece quello che è bello è poter condividere una visione e ognuno poi si inserisce in un percorso che è strutturato, ma che permette una serie di derivazioni o di idee, di alternative. Di fatto durante il percorso noi partiamo c'è un processo di convergenza, si parte da a volte decine di proposte per poi piano piano convergere verso una proposta che è un po' la sintesi del meglio che è stato sviluppato fino a quel momento. Fino ad arrivare all'esame finale del dottor Marchionne. Esatto. Sì. Va bene, ecco, queste sono alcune fotografie, tra l'altro molto belle, scattate durante la realizzazione di questo modello, dove si vede ancora il clay, questo materiale che utilizziamo, che è fresco di fresatura, si vedono i passaggi della fresa, ma dove il modellatore sta già intervenendo plasticamente sulle superfici. E poi le conversazioni, gli scambi di idee sono continui su ogni dettaglio, perché poi un'automobile è un oggetto molto complesso e nessuno può immaginare quanto finché non si trova a lavorarci sopra. Senti, adesso abbiamo fatto un percorso lungo, insomma, il tuo lavoro, Flavio. Adesso possiamo anche entrare un po' nella sfera invece dei consigli da dare alla platea dei ragazzi, dei giovani che sono qua. Allora, per fare un percorso di vita, come dire, che sia professionalmente anche appagante, cosa bisogna fare secondo te? Bisogna cercare di specializzarsi, di iperspecializzarsi, di avere una cultura ampia e poi canalizzare, fare
magari delle scelte che ci diano un ampio spettro e poi canalizzare i nostri interessi laddove ci piace di più per raccogliere tutte le energie in questo campo. Ma i consigli da dare ai giovani che si stanno spostando da un percorso di studi a un percorso professionale sono tanti, se non sapete da dove iniziare, però di sicuro la caparbietà e la voglia di cimentarsi deve essere una costante, cioè essere poco, come dire, essere passivi davanti alle cose non aiuta. Quello che per me è importante avere una visione, come dicevo prima, multidisciplinare, cioè saper collegare le cose. C'è una bellissima frase di uno studioso che dice che ha studiato il genio. Qual è la caratteristica del genio? La caratteristica del genio è quella di saper cogliere in un istante, saper collegare come se fosse un cortocircuito elementi che a prima vista non si appartengono. Quindi questo cortocircuito nasce da esperienze molteplici e poi dalla capacità di trarre, gli americani la chiamano serendipity. Serendipity è quella cosa che accade quando un'intuizione che è nata in una certa disciplina viene poi utilizzata per risolvere un problema di fisica o di qualunque altro tipo su un'altra disciplina. E questo per me è importantissimo, quindi la cultura sistemica è fondamentale, ma nello stesso tempo, come dicevo prima, se non si fanno degli affondi che richiedono disciplina e molta attenzione verso determinati campi specialistici, si resta sulla superficie e allora difficilmente si compiono le cose, no? E c'è un'altra cosa invece che ti voglio chiedere, che riguarda anche un po', come dire, la vita futura dei giovani. Tu sei andato fuori, hai studiato fuori, adesso vivi fuori, però sei sempre rimasto molto legato alla tua terra, alla Sardegna, a Nuoro, e in questo momento Nuoro tra l'altro sta vivendo anche una fase particolare perché è candidata per diventare capitale della cultura nel 2020 e tu hai tra l'altro presieduto la commissione che ha come dire, poi espresso il logo di questa candidatura. Questo legame con il territorio quanto è importante anche culturalmente rimanere legati alle proprie origini e anche però portarle avanti nel mondo? Ma per me è importantissimo, perché io non posso, cioè il legame con la mia terra è fortissimo, nonostante dai 18 anni io vivo nel mondo, no? Ma io mi sono formato qua. Per me questa è la terra che mi ha formato, che mi ha dato le caratteristiche che mi rappresentano e che porto con me in tutte le cose che faccio. Tra l'altro qua io ho studiato al liceo Enrico Fermi di Nuoro, so che qui c'è un'ampia delegazione nel liceo. C'è anche Luisa Puggioni dell'Asval di Nuoro che mi aveva accompagnato. Scusate, interrompiamo solo per dire il liceo scientifico Enrico Fermi e tutte le scuole di Nuoro purtroppo hanno un'esigenza tempistica con i pullman e devono andare via, però volevano salutarti e ringraziare a te per questo bellissimo sacrificio che hai fatto. Grazie. Io ringrazio tutti per essere venuti, veramente, mi ha fatto un grandissimo piacere. In bocca al lupo, ragazzi. Finiamo qua allora. Sì, grazie a voi. Grazie, arrivederci. In bocca al lupo a tutti, buon lavoro. No, se ci sono delle domande del pubblico noi siamo qua. Ok. Vuoi il microfono? Per quanto riguarda l'innovazione, aspetta, prendiamo. Allora,
per chi rimane, c'è qualcuno che vuole fare delle domande? Se magari stiamo ancora 5 minuti per chi può rimanere, così facciamo fare 2 domande e poi concludiamo. Vi sedete, adesso vi do il microfono. Dai, fate la domanda. No, volevo chiedere, all'inizio parlava delle innovazioni delle automobili che non sono mai avvenute. Le volevo chiedere cosa ne pensa di Elon Musk e di Tesla. Ma secondo me sta facendo un ottimo lavoro, è un grande visionario, è uno degli uomini più visionari del pianeta in questo momento, per io ho un grande rispetto. Poi quanto riuscirà a fare di tutto quello che dice è un po' ancora tutto da verificare, ma apprezzo molto il coraggio. Prego. Arrivederci. Ci sono altre domande? C'è qualcun altro che vuole fare una domanda? Prego. Sì. Vorrei sapere a che punto è il progetto della nuova Ferrari totalmente elettrica che è stata prevista. Non so. Che domanda mi fa? È una domanda a cui non posso rispondere. No, non posso rispondere. Possiamo dire quello che ha detto Marchionne l'altro giorno, che se ci sarà un SUV, o anzi che ci sarà un SUV della Ferrari nei prossimi anni, entro il 2020 se non sbaglio, e che comunque stanno pensando anche a questo, mi sembra. Beh, se l'ha detto lui... Come fa a saperlo? No, io ho una Stelvio, un Alfa Romeo Stelvio e un Ferrari 308 che ho sempre adorato, era la Ferrari di Magnum P.I., un personaggio di una serie televisiva. Qualche altra domanda? Ascolti, c'è mai stato qualche disegno, qualche progetto che avrebbe voluto che entrasse in produzione, ma alla fine non è mai entrato? Allora sì, purtroppo sono progetti sconosciuti ai più, perché a volte capita anche questo nelle aziende, che si facciano tanti investimenti, si lavori magari per un anno e mezzo su un progetto su cui tutti credono, poi per tutta una serie di ragioni questo progetto non viene alla luce. E quindi ovviamente c'è il dispiacere di aver messo tante energie per un qualcosa che rimane negli archivi di un'azienda, però anche questo fa parte del mestiere e in ogni caso non si rimpiange mai, perché è sempre uno degli elementi che fanno parte del percorso e tutto è importante nell'evoluzione di una persona. Ogni esperienza è importante. Forse proprio in Lancia inizialmente c'era stato un progetto che tu avevi fatto. Ma che poi... ce ne sono stati tanti, ma la Fulvia per esempio, la Fulvia era pronta per la produzione, poi non si è messa in produzione. La Fulvia Coupé era un prodotto che a mio avviso poteva essere gradito dai giovani, così è stato, perché ci sono state tante petizioni e anche da chi invece aveva vissuto da ragazzo il fascino della Fulvia di Castagnero del 65, che è stata un'icona. E poi è rimasta lì. È rimasta là. Qualche altra domanda? Bene. Pian piano si è svuotata la sala, adesso allora vi salutiamo. Bene. Grazie a Flavio Manzoni. Grazie a tutti voi. E ci vediamo poi per il prossimo incontro delle 16. Grazie di tutto. Sì. Flavio, questo...